La sinistra va alle europee e raccoglie attorno a sé tutta quella galassia che non si riconosce nel Partito Democratico, accogliendo così da Rifondazione Comunista, la sinistra italiana, l'associazione È Viva, agli autoconvocati di LeU. Denominatore comune una diversa visione di Europa. Il piano che noi abbiamo è un piano che unisce la parte, diciamo, il verde, quindi questa riconversione ecologica la unisce strettamente sia ai temi economici che ai temi della migrazione, perché non possiamo pensare al problema, alla questione migratoria senza pensare ai cambiamenti climatici che toccano tutta la zona diciamo, dell'Africa ed anche diciamo, le problematiche economiche che sono connesse alle problematiche ambientali. Quindi la nostra visione di un'economia verde è una visione sia anche per i diritti, per l'ambiente, per i territori e per la riconversione industriale che vada a premiare le industrie che non inquinano. Vogliamo un'Europa civile, vogliamo un'Europa dove la gente possa ad esempio anche potersi curare senza dover avere un'assicurazione privata, vogliamo un'Europa che sia solidale e dove anche i nostri giovani possano poter lavorare e possano avere un futuro dignitoso. Questa è l'Europa che vogliamo. Salvaguardia dell'ambiente e dei territori sono le loro bandiere, dal caso dei FAS. Abbiamo lavorato sia a un'interrogazione parlamentare che poi abbiamo portato fino alla Commissione europea che al chiedere che venisse fissato il limite zero di tolleranza sulle acque. Ai territori montani. Porterò avanti sicuramente tutti i temi che riguarderanno le zone marginali della montagna, non solo bellunese ma anche italiana e di tutte quelle dell'arco alpino, perché vivendo in una realtà interamente montana so che cosa significhi vivere all'interno di queste aree.